Salve a tutti, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, ovvero lo screener azionario. Vi ricordo però che il video ha solo finalità didattica. Andiamo ad utilizzare un particolare strumento che si trova sul web dal sito Finviz Screener. Serve per selezionare tra le innumerevoli azioni presenti in tutto il mondo le migliori, che secondo me potrebbero appunto avere un pattern di ripartenza. Questo che vedremo adesso è un pattern che utilizzo quando il mercato è in forte indecisione, come in questi giorni, che vede magari un livello di numero di azioni sotto la media 50, oltre il 50%, quindi tipicamente un mercato sotto pressione, e con questo screener riesco a trovare quelle azioni che probabilmente già hanno creato un supporto e che sono pronte per ripartire al rialzo. Andiamo a vedere come l'ho settato. La prima voce è il market cap. A me interessano azioni importanti. Quindi metto media capitalizzazione sopra i 2 miliardi, sopra i 2 billion. Questo mi permette di avere una grande quantità di azioni ma eliminare le small cap. Allo stesso tempo vado a selezionare quelle che comunque si mantengono con un year to day di performance superiore al 50%, quindi voglio andare a prendere quelle azioni che comunque hanno dimostrato forza da qui a un anno e che potrebbero fare molto di più. Questo valore è naturalmente tarato agli anni 2020 e 2021, che tipicamente sono stati anni molto volatili e molto forti. Probabilmente negli anni precedenti non era troppo esagerato e quindi magari si utilizzava un 10 o un 20%. Chissà, nei prossimi anni andremo a vedere. Per quanto riguarda poi ancora un filtro, ho inserito due parametri importanti. Innanzitutto il titolo deve stare sopra la media 200, il che mi permette di avere ancora un altro elemento che mi possa dire, beh, sì, siamo in un trend rialzista. E il secondo parametro aggiuntivo è che ci sia una media di volume oltre 1 milione. Questo mi permette ancora una volta di avere dei titoli che comunque sono liquidi, sono tradati, che non sono soggetti a sporadici movimenti, ma che comunque generalmente accolgono trade da tutto il mondo. Ecco, questo screener attualmente formato quindi da 4 elementi mi porta a una selezione di 172 titoli sugli oltre 3005 presenti in America. C'è un altro parametro però che possiamo aggiungere, perché è vero, questo è già un ottimo parametro. Guardiamo ad esempio il titolo Microsoft che sta ritracciando, Google sta ritracciando, Tesla è in fase di ritracciamento, Nvidia pure in questi giorni, HD, però vedete siamo ancora con dei titoli probabilmente verso massimi seppur in ritracciamento. Ad esempio ecco Nvidia si sta ritracciando ma comunque è molto alta e AMD si sta ritracciando ma è comunque molto alto. E allora io voglio selezionare un titolo che potenzialmente stia sopra la media 200 ma ha anche fatto un supporto perché deve essere pronta per ripartire. Allora cosa faccio? Vado a prendere un'altra media, una media 50 giorni e gli dico, bene, deve stare il prezzo sotto la media 50 giorni. Guardate, abbiamo ridotto la nostra scelta su 34 titoli. Adesso, ad esempio, Moderna, Equino, Capital One, ANG, Bill, Asana, Occidental Petroleum, Continental, Dix Sportings, questi sono tutti titoli che sono molto tradati. Alcoa, tra l'altro sono, vedete, orientati per market cap, quindi man mano che scendiamo le aziende sono sempre più piccole. Guardiamo i grafici. Supporto, ripartenza, chissà se appunto non siamo pronti su Moderna per un nuovo trend. Equinor, supporto, possibile ripartenza. Supporto anche qui su COF, supporto su ANG,
supporto su Bill, no, in realtà ancora non è un supporto, ma potrebbe arrivare a un supporto, quindi molto interessante. Asana sembra voler ricercare adesso una fase di supporto, quindi io riesco in anticipo a selezionare quei titoli che probabilmente hanno bisogno di un rimbalzo ed è lì che poi entriamo in gioco appunto come trader. Ok? Quindi è molto interessante questo screener. Possiamo ancora andare a selezionare poi tra questi qui un altro parametro che mi permette di ridurre il numero ancora di possibilità di, diciamo, di azioni da selezionare o posso inserire un market cap più restrittivo oppure posso dire bene dobbiamo avere un EPS, quindi un earnings per share in crescita per il prossimo anno, quindi positivo. Questo mi permette di avere ancora, vedete, una riduzione del numero di titoli. Bene, poi una volta selezionati vado a vedermi tutti i grafici e vado a valutare magari un pattern di candlestick o un breakout di volatilità, un qualcosa che alla fine mi possa decidere, far decidere di acquistare uno di questi titoli. Valuto molto naturalmente dove mettere lo stop, quindi a parità di stop, rendimento, vado a scegliere il settore. Potrei anche fare una selezione sui settori e vedere un po', ad esempio, l'industria che sembra appunto attualmente pronta per ripartire, l'industria del software, dell'oil e gas, come notate, sono tra quelle più presenti rispetto ad altre, quindi magari probabilmente questo è il settore che è stato più in sofferenza e che potrebbe riprendersi. Bene, quindi con questo schema io mi auguro di avervi dato ehm, un interessante input e naturalmente se volete sapere quali sono i titoli che utilizzo per tradare, le mie analisi e ogni altro dettaglio sulla mia operatività, i miei trade, vi invito a visitare wetrading.eu e seguirmi durante i miei webinar settimanali con XM gratuiti o nei miei canali privati di YouTube e Telegram. Vi aspetto e vi auguro buon trading a tutti.